In ordine di tempo, questa è la seconda escursione che facciamo nel territorio comunale di Forgaria. Si parte dalla frazione di Somp Cornino fino ad arrivare a Cima Pala. Nella sua prima parte il sentiero sovrasta il lago di Cornino con splendide vedute sul tagliamento. Il punto di arrivo è Cima Pala sopra l'abitato di Peonis. Il rientro avviene quasi tutto sullo stesso percorso, ma nella parte finale c'è la possibilità di scelta. In alternativa alla comoda discesa sul 8,17 è possibile prendere il sentiero Choc dalla Pale, ma è poco frequentato e privo di manutenzione. Forgaria è raggiungibile dall'autostrada, uscendo dal casello di Gemona Osoppo, oppure dalla strada regionale 463 venendo da San Daniele. Partendo da Somp Cornino, dopo circa 1,2 km si arriva al primo punto panoramico, Clada Lai. A poco più di 350 metri di distanza un secondo punto panoramico sul lago di Cornino. Un terzo punto panoramico, chiamato Sopra Cengla, si trova a circa 2 km dal punto di partenza. Il sentiero poi sale di quota, interseca un trattino dell'8,17 e prosegue poi verso il punto panoramico di Cima Pala. Il rientro avviene più o meno sullo stesso percorso. Unica possibile variante è il sentiero puntinato rosso. Un comodo parcheggio si trova dopo la stazione di Cornino, vicino al ristorante ai Glicini. Sono circa 600 metri per arrivare all'imbocco del sentiero 8,17. A circa quota 320 intersechiamo 3 sentieri. Noi prendiamo quello più a destra, denominato Sore Cengle. Con una piccola variazione più avanti raggiungiamo il punto panoramico Clada Lai. Davanti a noi il tagliamento ed il monte di Ragogna. Poco più avanti un altro punto panoramico con il lago di Cornino sotto di noi e il tagliamento. Mantenendo più o meno la quota raggiungiamo un po' poco più avanti un altro punto panoramico chiamato Sopra Cengla. Sopra di noi un gruppo di grifoni che cerca la termica per salire. Da qui poi saliamo verso Cima Pala, con un dislivello di circa 420 metri ed un tratto di lunghezza di quasi 3,5 km. Il panorama che offre Cima Pala è veramente splendido. I ponti di Braulins, Gemona, Osoppo sono sotto di noi. Anche il tagliamento con i suoi canali intrecciati è veramente spettacolare. Rientriamo quindi sullo stesso sentiero, poi su strada, fino all'incrocio con il CAI 8,18. Questo tratto attraversa il lato est dell'altopiano di Monte Prat. Incrocio sentiero CAI 8,18.
Qui possiamo decidere se rientrare sul comodo sentiero dal Choc oppure fare il sentiero Choc dalla Pale. Il sentiero del Choc, la scelta più facile e naturale. Un ottimo punto panoramico vicino agli stavoli Sompel-Choc. Si scende su uno splendido sentiero a gradoni, sicuramente uno dei più belli e frequentati della zona. Ci ritroviamo quindi all'incrocio con il sentiero Choc dalla Pale. Per i più temerari c'è il sentiero Choc dalla Pale. Lungo il sentiero un vecchissimo rudere non segnato sulle mappe. La struttura è sostenuta da un magnifico muro di pietra. Come si può vedere, qua il sentiero non è agevole e poco frequentato. Nella sua interezza il sentiero Choc dalla Pale copre circa 400 metri di dislivello. Rientriamo a Sompcornino dopo una splendida camminata, adatta a tutti, anche ai più piccoli, naturalmente con le dovute attenzioni.